È necessario che immediatamente si inizi una distribuzione di queste profughi su tutto il territorio provinciale e regionale. Sulla stessa linea anche l'assessore provinciale all'immigrazione Ilaria Cecot, che assicura un'azione coordinata sul territorio con le amministrazioni comunali, ma chiama in causa anche i vertici regionali, poiché la dimensione del problema va ormai al di là della provincia isontina. Il sindaco di Monfalcone Silvia Altran per parte sua non cerca alibi, ma ricorda che l'ambito monfalconese riceve già da anni un forte carico migratorio. Trovare delle collocazioni idonee, non concentrate, non baraccopoli, non soluzioni d'emergenza, non alberghi, con l'ausilio delle ONLUS, in modo da avere un'assistenza sociosanitaria e non un'emergenza continua. Frattanto quindi situazione di stallo, l'ex caserma dei Carabinieri di Savogna e l'ex convento dei Frati Minori di Cormons, individuati dal prefetto come possibili residenze temporanee, non sono ancora pronti. L'azienda sanitaria e la Croce Rossa intanto stanno reagendo all'emergenza arrivi con un'infaticabile opera di controllo. Tutti i richiedenti asilo passano un check-up completo nel momento in cui vengono accolti e sono poi monitorati costantemente. Intanto la Lega Nord oggi ha organizzato un presidio con volantinaggio a Lignano, dove un'ottantina di richiedenti asilo sono stati trasferiti da Udine nell'ambito di un programma del Ministero dell'Interno per l'accoglienza. Per il Carroccio il problema degli immigrati non si risolve trasferendoli da Udine in un altro luogo. Non è pensabile, è stato sottolineato, che tutti coloro che entrano nel nostro paese abbiano i requisiti per ottenere l'asilo politico. I controlli vanno fatti nei paesi di origine. Parliamo di sanità, non si arrestano a Gemona le critiche alla riforma. La linea ad Armando Mucchino. Dopo l'infermiere pendolare che si deve dividere tra il pronto soccorso, l'emergenza e il reparto di medicina, i comitati a difesa dell'ospedale gemonese denunciano che le sperimentazioni sul personale del pronto soccorso volute dalla direzione sanitaria al momento rendono impossibile ad attuare il protocollo di gestione delle maxi emergenze e calamità naturali previste per il presidio. Il protocollo adottato dall'azienda nel giugno del 2012, si legge in una nota, stabilisce il ruolo e i compiti del pronto soccorso in casi di grave emergenza sanitaria. Nel dettaglio l'organigramma stabilisce la presenza di 4 infermieri, 2 di pronto soccorso e 2 autisti durante il turno notturno. Peccato, riferiscono sempre i comitati, che il personale del servizio è stato ridotto già da questa primavera, quando sono stati tolti un autista e un infermiere. La seconda sperimentazione, ovvero l'infermiere pendolare, peggiora ulteriormente la situazione, rendendo il protocollo di fatto nullo, in quanto le procedure previste non sono attuabili. È sconvolgente, scrivono ancora i comitati, che in una terra come il Friuli Venezia Giulia, con il livello massimo di rischio sismico proprio in corrispondenza del gemonese, si proceda prepotentemente, anche prima dell'entrata in vigore della riforma, a smantellare il servizio. Diffidiamo, si legge infine nella nota, il direttore pro tempore dell'azienda sanitaria 3 dal mantenere il personale del pronto soccorso in sottoorganico, invitandolo a reintegrare gli operatori come previsto dai protocolli delle maxi emergenze. Trieste ha celebrato il 60° anniversario dell'arrivo dell'Italia con una seduta straordinaria del Consiglio Comunale, durante la quale è stata consegnata la cittadinanza onoraria all'8° Reggimento Bersaglieri, che per primo entrò